Rieccoci cari telespettatori. Allora, vi presento subito la nostra ospite, la nostra prima ospite per le interviste. Ben arrivata qui con noi la Presidente Francesca Scatto, Avvocato Francesca Scatto, Presidente della Sesta Commissione in Consiglio regionale del Veneto. Ben arrivata qui con noi, Avvocato. Grazie a voi, grazie per l'invito. Allora, Sesta Commissione, giusto così facciamo un po' di informazione, un po' di cultura, perché nulla è dato per scontato. Si occupa di cultura, di sport, di formazione, di quant'altro. Sport, formazione, turismo, questi sono diciamo i temi principali di cui si occupa la Sesta Commissione, che è sostanzialmente un organo del Consiglio regionale. Ossia non va confusa con le prerogative che può avere un assessorato, in quanto la Commissione si occupa, come dire, dell'istruttoria delle proposte di legge, di regolamenti, di provvedimenti che riguardano l'amministrazione regionale. Quindi vengono illustrati i progetti di legge che riguardano appunto i temi di cui si occupa la Commissione, vengono illustrati, poi vengono auditi se necessario le persone che sottendono di più alla preparazione degli atti di formazione dei progetti di legge, i tecnici della regione e le persone che sono particolarmente interessate a questi progetti di legge. Tra l'altro è molto interessante che ci sia questo abbinamento stretto tra cultura e turismo, perché in realtà potrebbe essere un binomio estremamente interessante, ma anche formazione, perché per formare soprattutto le nuove generazioni, ma anche continuare a stimolare il mondo degli adulti, soprattutto in un periodo un po' particolare come questo, la cultura e saperla valorizzare opportunamente, prenderla anche come stimolo per il turismo, può essere un elemento molto molto importante e significativo, no? Sì, è assolutamente così, specialmente in questo particolare momento storico che ci vede provati dagli esiti di questa pandemia e ci ritrova a dover fare i conti con una ripresa che per quanto riguarda il Veneto diciamo si sta preparando o comunque da tempo, nel senso che proprio il comparto cultura e anche il comparto turismo hanno comunque supportato le categorie che di più diciamo hanno perso in seguito alla pandemia. Poi sul discorso bisogna anche partire dal concetto di cultura, che cosa si intende per cultura. Cicerone diceva che ci sono più uomini resi nobili dallo studio di quanti lo siano dalla natura, quindi bisogna anche aprirsi al concetto di cultura che non è monotematico, perché molte volte sotto la parola cultura si vanno a ricomprendere concetti molto più ampi. La cultura serve a far emergere quello che caratterizza un popolo e abbinandola anche al turismo, ciò significa poter far emergere anche quelle che sono le prerogative di una regione e di un popolo. Ecco, a questo proposito, quindi per un po' il primo capitolo che volevo affrontare insieme, c'è una legge regionale recente, una legge quadro proprio per valorizzare le città della cultura. Come va intesa questo tipo di legge quadro, da non confondere con la città europea della cultura, quello che è stato anche in passato, che è stata la fortuna anche di alcune città, fortuna di non poco conto, insomma, ma in questo senso allora, cosa si intende? Non è, sì, ho capito, allora sono due cose distinte. Forse lei faceva riferimento alla legge quadro sulla cultura, che è la legge numero 17 del 2019 e che non va confusa con invece il progetto di legge numero 56, di cui il primo firmatario
è il capogruppo consigliere regionale Alberto Villanova, tra l'altro presidente prima di me della sesta commissione, e questa legge diciamo, intende proprio, è proprio nell'ottica di valorizzare quei comuni o anche le unioni di comuni o anche quelle piccole realtà che caratterizzano il nostro territorio, facendo emergere proprio tutte le bellezze e tutte le caratteristiche e le tradizioni che le contraddistinguono. Ma come si va ad articolare? Quindi in che termini concretamente ne traggono vantaggio i comuni stessi? Oppure ci può essere anche una valorizzazione, perché dopo il tutto sta nel realizzare qualcosa e saperlo comunicare bene? Sì, sicuramente questo progetto di legge va in questa direzione e ci sarà una commissione naturalmente che cercherà di valutare, che valuterà questi comuni che vorranno partecipare e si darà proprio attenzione a quelle che sono le peculiarità del territorio, perché poi sono quelle che fanno sempre la differenza, e quindi ecco, questo progetto di legge è proprio anche sulla scia delle leggi che vengono fatte anche a livello europeo negli altri stati, e quindi anche noi in Veneto vogliamo che ci sia questa, diciamo anche questa ulteriore valorizzazione al nostro territorio. Pertanto è stato istituito appunto questa sorta di concorso, diciamo. Per quel che la concerne invece, a che cosa ha dato vita, sempre relativamente al discorso della cultura, che le sta particolarmente a cuore? Come provvedimento come provvedimento di legge, sempre relativamente alla cultura, quindi alla valorizzazione culturale del territorio, delle opere, delle città, eccetera. Su quale provvedimento ha lavorato, sta lavorando? State lavorando? Allora, intanto proprio per quanto riguarda il collegamento tra cultura e turismo, sto lavorando ad un'audizione che conto di fare entro la metà di giugno, che coinvolgerà appunto sia la cultura e il turismo e anche Veneto Film Commission, che è praticamente una fondazione a cui fondata anche dalla Regione Veneto, che ha sostanzialmente lo scopo di dare maggior risalto anche dal punto di vista dell'attuazione proprio sul territorio delle produzioni italiane ed estere, cioè di far conoscere ancora di più il nostro territorio e quindi dare... Quindi ho in animo di fare questa audizione, appunto come dicevo, verso la metà di giugno. Questa sarebbe una cosa anche molto importante, perché effettivamente è un'occasione di rilancio incredibile del territorio. Che presupposti ci devono essere perché poi successivamente possa avere realizzazione, e quali prospettive può dare veramente al nostro territorio, anche di apertura, perché dove è stata attuata una cosa del genere ha avuto dei risvolti molto interessanti. Io credo che alla fine noi abbiamo anche la grande fortuna di avere un territorio meraviglioso da questo punto di vista. Voglio dire, certo, un film girato a Venezia, Venezia non ha bisogno di essere ulteriormente conosciuta, perché già diciamo si definisce da sola, però ci sono proprio delle altre piccole anche in realtà. Posso pensare ai nostri borghi, posso pensare, che ne so, ad Asolo, a quelle piccole realtà dei nostri colli, del nostro territorio, che comunque devono essere conosciute e ovviamente anche con la produzione audiovisiva, ecco che sicuramente è uno strumento per portare a conoscenza
del pubblico nel senso più esteso di tutto ciò che noi abbiamo in Veneto. È possibile incentivare quindi così ovviamente il turismo nella sua forma più ampia. Assolutamente, un po' quello che è successo in Puglia anni addietro, che ha costituito la fortuna della Puglia. Sì, certo. Quindi diventare location di serie televisive, perché diventano veramente un biglietto da visita incredibile e di rilancio del territorio, anche se il Veneto comunque turisticamente è sempre la prima regione d'Italia. Comunque adesso c'è un bisogno di rilancio senza alcun dubbio. A questo proposito, città d'arte, città di cultura, ogni comune del nostro territorio è una chicca, ha una sua particolarità, una bellezza, un qualcosa che merita di essere valorizzato. Adesso però tutti risentono, tutti i comuni, tutto il territorio, anche i più grossi, risentono di questa crisi e vedono la ripresa lontana, perché anche con l'estate di città d'arte stesse ne avranno da patire forse per una buona ripresa sostanziale. Ci sono dei provvedimenti che secondo lei potrebbero essere fatti anche a livello nazionale, visto che lei è dentro comunque a questa tematica di supporto, di valorizzazione, in modo da riuscire a sollevare le sorti. Ci sono dei territori maggiormente di appeal e altri invece senza dubbio meno. Cioè Verona si sta già riprendendo, invece abbiamo Padova che è ancora ferma al palo, per esempio. Beh, sa, poi questo dipende anche dalle amministrazioni locali, nel senso che ogni amministrazione locale ovviamente dovrà valorizzare quelle che sono le peculiarità del proprio territorio la Regione Veneto per quanto riguarda il turismo mi pare abbia anche approvato un bando proprio a sostegno della competitività delle imprese con l'obiettivo che possano accedere a finanziamenti, a contributi a fondo perduto pari all'80% delle spese che hanno sostenuto per realizzare diciamo, i progetti di promozione turistica. Quindi anche questo diciamo, è un grande incentivo per migliorare la situazione turistica. Poi ovviamente io credo che i nostri luoghi se potessero essere accomunati anche utilizzando, e questo è un altro progetto a cui mi piacerebbe lavorare, utilizzando i nostri istituti per il turismo, i nostri licei linguistici che abbinati magari al lavoro delle Proloco possano, non lo so, accogliere, creare dei centri di accoglienza per i turisti, accompagnandoli nelle varie location, nei piccoli comuni. Questo penso che potrebbe anche essere un inizio anche per coinvolgere anche i nostri studenti, per esempio. Ecco, dal punto di vista proprio della cultura, che cos'è che manca sostanzialmente? Qual è la lacuna che lei riscontra? Adesso essendo entrata da un po' di tempo dentro i meccanismi un po' della Commissione, quindi avrebbe desiderio di portare ad attuazione, proprio di coinvolgimento anche dei più giovani, che la formazione è sempre importante, anche legata agli aspetti culturali, come dicevamo prima. Sì, per coinvolgere di più i giovani sicuramente abbiamo già delle associazioni, comunque mi viene in mente Arte Ven, che anche in questo periodo di chiusura delle scuole ha comunque aiutato i ragazzi e c'è stata una grande risposta in questo, perché poi ovviamente cioè i ragazzi vanno coinvolti facendoli partecipare sempre di più a tutte le attività e quindi con il coinvolgimento anche delle scuole. Noi per esempio abbiamo visto con alcuni dei progetti, mi viene in mente anche la nostra legge istitutiva
giornata della memoria nel Veneto, dove a parte questi 2 anni appunto di pandemia, le scuole prevede il coinvolgimento delle scuole, degli insegnanti, e si è visto che, anzi non serve neanche specificarlo effettivamente, dove c'è il coinvolgimento degli insegnanti che credono nei progetti, ecco che allora diventa tutto più semplice e diventa più facile lavorare con i ragazzi e farli appassionare soprattutto, perché forse quello che manca un po' oggi è la passione e siamo noi che dobbiamo trasmetterla, quindi non deve essere un qualcosa di calato dall'alto, ma deve essere proprio un qualche cosa che avviene con la partecipazione diretta. Ecco, una domanda adesso quando tra l'altro ci apriremo un po' di più, sarà anche mia premura poter ricevere in commissione i ragazzi di qualche istituto, affinché si possano rendere anche conto del funzionamento degli organi istituzionali, perché dobbiamo assolutamente combattere anche contro la disaffezione alla politica, e quindi siamo noi che dobbiamo essere di esempio. Secondo lei, questo esula un po' dal suo ruolo precipuo nell'ambito della Commissione, ma c'è stata da parte dei giovani, proprio a causa di questo lungo periodo difficile, 1 anno e mezzo ormai, una disaffezione alla partecipazione alla politica da parte dei più giovani? Proprio alla luce di quello che lei diceva. Perché poi col fatto che c'è stata la didattica a distanza, che tutto si è modificato, e anche la partecipazione stessa dei ragazzi alla vita scolastica, alla vita comunitaria si è modificata e si è ridotta all'osso. Secondo lei si può parlare appunto di una disaffezione in generale, quindi occorrono dei sistemi di coinvolgimento? Trovarli. Sì, questo è quello che penso io, ed è questo che cioè, dobbiamo andare a recupero. Secondo me la politica deve andare al recupero e dando l'esempio, perché io credo e sono assolutamente convinta di questo, che poi è quello che succede all'interno delle nostre famiglie, cioè sono i genitori che danno l'esempio ai figli, difficilmente non è così. Quindi mi spiace, ma la verità non si può nascondere. Molte volte la politica non ha dato una bella immagine di sé. Se però, e sono fortemente convinta di questo, noi riusciamo ad instillare nei nostri ragazzi il convincimento che la politica è per i cittadini e che i cittadini devono adoperarsi e devono soprattutto interessarsi al paese in cui vivono per migliorarlo, farà sì che anche nel futuro questi ragazzi avranno una visione d'insieme sicuramente più alta della politica, però siamo noi che in questo dobbiamo accompagnarli. Ecco perché io credo che per esempio nella scuola assolutamente devono essere fatte le lezioni di educazione civica. I ragazzi molte volte mancano di queste nozioni, quindi non sappiamo neanche come coinvolgerli da questo punto di vista, perché per loro la politica è un qualcosa di calato dall'alto e poi, ripeto, hanno delle immagini magari a volte distorte di quello che è, perché io che mi occupo di politica da quando ero ragazzina, l'ho sempre fatto perché credevo in quello che facevo, perché credo in quello che faccio. A volte mi metto anche nei guai perché dico cose che non dovrei dire, però questa è la forza, ed è il coraggio che dobbiamo far uscire dai nostri ragazzi, perché solo così potranno difendersi quando ci sarà qualcuno che magari un domani vorrà mettere nelle loro teste delle idee che loro non condividono. Assolutamente.
cioè, proprio per non per far polemica, ma un po' come un suo punto di vista. Non so se poi lei abbia anche dei figli giovani, eccetera, quindi se sia coinvolta anche come genitrice. La prosecuzione della scuola anche nel periodo estivo, di cui si sta dibattendo in questi giorni, vede alcuni nel sud grande difficoltà nell'approcciare a quest'idea per varie questioni, a volte anche immaginabili, da altre parti invece alcuni la auspicano, alcuni genitori la vedono di buon occhio perché avrebbero difficoltà a gestire i figli non avendo magari un periodo di ferie prolungato come normale, però è tutto controverso, poi ci sono insegnanti, ma secondo lei dal punto di vista sì, forse di genitrice come la vedrebbe, e invece oggettivamente facendo parte di una commissione che si occupa di cultura e formazione potrebbe essere utile in questo per recuperare un periodo un po' disastrato? Ma guardi, io credo che bisognerebbe anche chiarire un attimo le idee sul rapporto tra le famiglie e la scuola, nel senso che la scuola non può essere considerata come un contenitore dove io, genitore, posso mettere i figli nel momento estivo quando non ho le ferie e quando non saprei dove altrimenti collocarli. Tuttavia, la scuola è anche questo, nel senso che i figli non dovrebbero essere lasciati a loro stessi, ma dovrebbero essere seguiti magari nel periodo estivo, questo è quello che penso io, da una scuola che ha una progettualità diversa da quella che è prevista durante l'anno scolastico. Cioè, se io d'estate faccio una continuazione dell'attività scolastica, ma lo faccio coinvolgendo i ragazzi con dei laboratori, con quello che ho a disposizione, ecco che creo anzi anche un legame più forte tra gli studenti e la scuola. Però tutto questo va, secondo me, pensato e studiato in un'ottica che non è quella della storia e della geografia, anche nel periodo estivo. Assolutamente. Siamo in chiusura, Presidente. Che cosa si auspica di riuscire a fare ancora, a breve, per uno degli ambiti di cui si occupa la sua commissione? Il suo desiderio, il suo sogno. Le dirò, mi piacerebbe tanto, sono stata proprio nella scorsa giornata di giovedì invitata a visitare la Fondazione Cini all'isola di San Giorgio e devo dire ho trovato una realtà assolutamente meravigliosa, un orgoglio, veramente un orgoglio. Quindi mi piacerebbe lavorare e inizierò a farlo quanto prima ad un progetto di legge che veda un maggior coinvolgimento della Regione Veneto affiancata alla Fondazione Cini, perché è e deve esserlo sempre di più rappresentativo di Venezia e del nostro territorio nel mondo. E quindi se avremo modo di sentirci ancora, mi sentirete parlare molto di questa realtà che è veramente intendo valorizzare. Poi le attività ovviamente che vanno a lavorare con la ricorrenza dei 1600 anni della nascita di Venezia e con questo sto anche lavorando ad un progetto insieme al vice sindaco Tomaello e auspico anche di poter fare delle audizioni nella commissione che si occuperà però a settembre di Dante, perché anche se c'è stato qualcuno che ha voluto far cadere la ricorrenza del 25 marzo che è la data della fondazione e quindi della ricorrenza dei 1600 anni di Venezia con l'inizio della Divina Commedia, a me è parsa un po' tirata. Noi Dante lo ricorderemo a settembre quando ricorreranno i 700 anni dalla sua morte.
E allora il prossimo collegamento, speriamo però di poterla avere fisicamente in studio, ci farebbe molto piacere. Parleremo di 1600 anni di Venezia, di queste iniziative anche di Dante, anche se magari non, speriamo possa essere prima di settembre, e naturalmente anche della Fondazione Cini, raccontandoci bene anche ai nostri telespettatori nel dettaglio che cosa l'ha colpita in modo particolare, quali sono gli aspetti salienti, insomma fare formazione, informazione anche per i nostri telespettatori. Io la ringrazio, so che adesso lei è comunque impegnatissima, quindi la ringrazio della partecipazione, del tempo che ci ha dedicato, e le auguro buon lavoro naturalmente. Grazie. Grazie. E ai nostri telespettatori molte. grazie molte. Lascia la pubblicità, poi ritorniamo insieme con altre interviste. Grazie ancora. Buonasera.